L'ex terrorista Cesare Battisti ha ammesso i 4 omicidi, tra cui quello di Lino Sabbadin. Il figlio Adriano: non lo perdono. Dopo l'accoltellamento di qualche settimana fa, ancora attimi di paura in piazzale Roma, denunciato un 25enne veneziano che minacciava i passanti. Milionari ma residenti in case Ater. Dopo la scoperta, il presidente Speranzona annuncia che queste persone hanno 24 mesi di tempo per restituire le chiavi. Buoni pasto che valgono come carta straccia a far scoppiare il caso. Un dipendente dell'ULSS che ora insieme a molti altri vuole vengano rispettati i suoi diritti. Polemica botta e risposta tra il presidente della municipalità e l'assessore al turismo sulla gestione dei flussi a Venezia. 73 scuole di tutto il Veneto e anche della Croazia premiata all'8º concorso per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto, la festa del popolo veneto. Basket, con una grande partita, l'Umanarei era battuto l'Avellino consolidando il secondo posto. Buonasera e ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito in apertura, l'ex terrorista Cesare Battisti, che ha ammesso di essere responsabile degli omicidi per cui è stato condannato, tra cui quello di Lino Sabbadin a Santa Maria di Sala. Per la prima volta Cesare Battisti, l'ex terrorista dei cosiddetti PAC, i proletari armati per il comunismo, arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza, ha ammesso davanti al pubblico ministero di Milano di essere responsabile dei 4 omicidi per cui è stato condannato, tra cui quello del commerciante Lino Sabbadin, ucciso nel suo negozio a Santa Maria di Sala il 16 febbraio 1979. Mi rendo conto del male che ho fatto e chiedo scusa ai familiari, ha detto Battisti. Alberto Nobili, il responsabile dell'antiterrorismo che ha condotto l'interrogatorio, ha dichiarato che per l'ex terrorista all'epoca si trattava di guerra civile e insurrezione armata contro lo Stato, ma che adesso si rende conto della follia di quegli anni di piombo. Per Adriano Sabbadin, presente il giorno dell'assassinio di suo padre, quelle di Battisti sono scuse che arrivano troppo tardi. Mi sono stupito, l'ho colta di sorpresa. Mi fa piacere che abbia ammesso le sue colpe, non accetto le sue scuse, perché le poteva fare molto prima, e me ne riservo, diciamo, che non sia anche una mossa, una strategia difensiva per avere qualche sconto di più. Cesare Battisti non ha comunque voluto collaborare e non ha chiamato in causa altre persone e quindi tecnicamente non è un pentito, ha solo ritenuto di fare chiarezza dando un giudizio critico del suo passato. Non cambia niente, diciamo che è una cosa morale che ci fa piacere, perché si riteneva innocente, si riteneva non responsabile, e invece adesso ha dichiarato la propria responsabilità. Pensa che giustizia sarà fatta? Mi auguro. Vigili del fuoco al lavoro ieri mattina per il ritrovamento di un cadavere in acqua, potrebbe essere quello del pescatore scomparso a dicembre. Il cadavere avvistato da un pescatore domenica mattina verso le 9 all'imbocco del canale dei Petroli non lontano dalla diga di Malamocco potrebbe essere quello di Endri Febo, il pescatore 53enne scomparso in laguna lo scorso 22 dicembre dopo uno scontro tra barchini. Ci sono 3 segnali che ricondurrebbero a lui: il tatuaggio di una testa di tigre sulla spalla, un paio di occhiali e le chiavi dell'auto. L'ufficialità sulla sua identità però non c'è ancora. Il cadavere infatti era in avanzato stato di decomposizione dopo 3 mesi in acqua e senza un esame del DNA o un riconoscimento ufficiale non è possibile dare un'identità certa. Domenica sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia e la guardia di finanza. Prima di procedere al recupero il corpo è stato esaminato dal medico legale e solo verso le 12:30 con il nulla osta del magistrato di turno è stato spostato su un'imbarcazione. La salma poi è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Chioggia a disposizione del magistrato. In pochi giorni, una volta avuti gli esiti delle analisi, si potrà sapere con certezza se il corpo sia Dopo l'accoltellamento di qualche settimana fa, ancora attimi di paura in piazzale Roma, sentiamo che cos'è accaduto.
Erano circa le 23:30 quando sabato sera una pattuglia delle volanti inviata dalla sala operativa della Questura è giunta in piazzale Roma perché un veneziano di 25 anni con numerosi precedenti penali a carico stava minacciando i passanti brandendo un coltello. Gli agenti hanno notato in corrispondenza della fermata 1 ACTV il ragazzo che era bloccato a terra da 2 militari, che a loro volta hanno raccontato ai poliziotti di essere stati avvicinati da un uomo che aveva segnalato la presenza del 25enne armato di coltello che urlava contro i presenti. A quel punto hanno deciso di intervenire disarmandolo e bloccandolo a terra fino all'arrivo della polizia. Dopo averlo identificato e informata l'autorità giudiziaria, gli agenti l'hanno denunciato per minaccia aggravata dall'uso del coltello, porto di armi e oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Milionari ma residenti in case Ater. Dopo la scoperta il presidente Speranzon annuncia che queste persone hanno 24 mesi di tempo per restituire le chiavi dell'abitazione Ater e lasciare l'alloggio. Da una verifica dell'Ater di Venezia è emerso che alcuni inquilini non hanno più i requisiti per rimanere all'interno delle abitazioni popolari. Le disposizioni sono cambiate, come spiega il presidente Speranzon. C'è una nuova legge regionale, la 39 del 2017, che ci impone di ricalcolare tutti i canoni per i nostri inquilini. Prima venivano fatti dei controlli a campione, che comunque anche in passato hanno permesso di individuare delle persone che erano all'interno delle case popolari che non avevano titolo per rimanerci, solo che gli strumenti che possiamo utilizzare oggi per verificare il loro stato patrimoniale sono diversi rispetto a quelli del passato. In passato con la legge 10 chiedevamo sostanzialmente l'autocertificazione della loro situazione reddituale, per cui avevamo un controllo sulla loro dichiarazione di redditi. Oggi abbiamo l'ISEE che ci permette invece di verificare anche i loro conti correnti e altri aspetti di natura invece patrimoniale. Dall'ISEE non si scappa dunque e ora queste persone hanno 24 mesi di tempo per lasciare l'alloggio. In alcuni casi non c'è dolo da parte delle persone che hanno insomma, una situazione ISEE molto lontana da quanto previsto dai limiti di legge, perché magari sono stati beneficiari di donazioni o di eredità nel corso degli ultimi mesi o degli ultimi anni. Il nostro obiettivo è quello semplicemente di recuperare gli immobili che sono attualmente in uso a persone che non ne hanno titolo, per poterli dare quanto prima invece a famiglie che i titoli per stare all'interno di una casa pubblica li hanno. Occorre una logica di buon senso, prosegue Speranzon, nella gestione degli alloggi pubblici. Noi speriamo che queste persone abbiano il buon senso nel momento in cui riceveranno la lettera di sfratto da parte nostra di liberare quanto prima quelle abitazioni e restituircele. Buoni pasto che valgono come carta straccia. Fa scoppiare il caso un dipendente dell'ULSS che ora insieme a molti altri vuole vengano rispettati i suoi diritti. Avere i buoni pasto ma non poterli utilizzare è quanto denunciato all'Adico da un dipendente dell'ULSS 3 che si è rivolto all'associazione dei consumatori perché si intervenga legalmente. Un dipendente che rappresenta centinaia di dipendenti in quanto hanno questi buoni pasto e non riescono ad utilizzarli perché i negozi non li riconoscono, quindi si trovano a pagarsi il pranzo e avere decine di buoni pasto praticamente inutilizzabili. Non sono vecchi, sono anzi nuovi, perché parliamo di un'ultima serie, quindi bisogna intervenire subito per sanare questa cosa e poi trovare il modo di condonarla dall'altra. Il problema è sorto 2 mesi fa circa con l'emissione dei buoni che inizialmente venivano accettati, poi però esercizi pubblici e supermercati hanno iniziato a non ritirarli più. Ricordiamo che il buono pasto, che ha un valore di circa 5,16 euro, è a una parte dei datori di lavoro, circa poco più di €1 e 4 parti dell'azienda. La serie è la City Time Plus serie B P8, i quali, anche se gli esercizi dovrebbero riconoscere, in realtà poi quando arrivi alla cassa non ne vogliono sapere, probabilmente le lungaggini di rimborso, le spese di commissioni, ma non le accettano e quindi
ci sono soldi che continuano a sostenere i dipendenti e la richiesta che dicono a questo punto dateci soldi in busta paga se dobbiamo pagarci il pranzo. Si parla di centinaia di lavoratori che ora vogliono chiarezza. Stiamo vagliando con l'ufficio legale se c'è una responsabilità da parte di chi non li riconosce o di chi li rilascia, oppure della stessa azienda che non vuole magari cambiare buono e trovarne qualcuno che sia più facilmente fruibile. Scontro sulla gestione dei flussi turistici da parte del Comune tra il Presidente della Municipalità di Venezia e l'assessore al turismo Paola Amar. Contesto assolutamente questa visione. È ovvio che ci sono delle problematicità, ma il turismo è una delle nostre risorse. A Ca' Farsetti la presentazione della 41esima edizione della sua Esoperi Ponti lascia improvvisamente il posto ad un altro tipo di competizione, quella sulle scelte politiche da compiere per regolare il sempre più copioso flusso turistico che arriva in città. Venezia vive di turismo, ma può anche morire di turismo? A fronteggiarsi sono l'assessore Paola Amar e il presidente di municipalità Giovanni Andrea Martini. Noi come municipalità abbiamo sempre appoggiato e sostenuto la sua Esoperi Ponti perché è una bellissima iniziativa. Certo che in questi ultimi anni la città ha subito una trasformazione pesantissima, il flusso turistico è pesantissimo, gli abitanti sono stanchi e quindi fare attenzione nel portare 12.000 persone, 10-12.000 persone in città è doveroso, e quindi per esempio scegliere percorsi diversi che non sia quello, oppure ripensare a una manifestazione di questo genere, forse è il caso di farlo. All'amministrazione Brugnaro si contesta un mancato impegno nel gestire un fenomeno di massa che ha raggiunto numeri enormi, per esempio con una prenotazione obbligatoria via web che mantenga a 50.000 persone al giorno il tetto massimo di visitatori. Ma evidentemente inizia la campagna elettorale e il problema del turismo per anni non è stato problema, la risorsa turismo non è stata considerata nella sua complessità. Abbiamo fatto sì che non sia possibile più fare alberghi, non è più possibile fare take away, bar e ristoranti per tre anni, gli extra costi sono bilanciati. Quest'anno abbiamo abbassato per la prima volta la Tari a tutti i residenti, i cittadini, e abbiamo provveduto ad abbassarla in maniera più notevole ai negozi di vicinato, quindi il lavoro si sta facendo, si tratta di avere pazienza, prima non c'era nulla. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque il 7 aprile a Venezia si appresta ad accogliere migliaia di persone per la tradizionale Su Esoperi Ponti. Ci si aspetta di superare anche quest'anno quota 10.000 alla 41esima edizione dell'oramai tradizionale Su Esoperi Ponti, che ogni anno vede partecipare famiglie, scolaresche, gruppi, associazioni sportive, giovani e meno giovani. Quest'anno l'appuntamento è per il 7 aprile. Le novità di quest'anno saranno moltissime. Partiamo dal percorso, innanzitutto toccare la Madonna dell'Orto, il numero del Tintoretto, e ritorniamo sul ponte dell'Accademia per inaugurare il nuovo restauro. In più, accanto alle varie iniziative, ci sarà anche il Su Esoperi Musei, una collaborazione con i Musei Civici Venezia, Gioielli Nascosti di Venezia, Palazzo Grassi, il FAI, Corus, diverse associazioni e enti che si occupano proprio dei musei, quindi un weekend all'insegna del turismo sostenibile. Due percorsi possibili, quello completo da 12 km e 45 ponti con partenza e arrivo in piazza San Marco, e quello breve da 6 km e mezzo con partenza dal piazzale della stazione Santa Lucia. Un'occasione di socialità, solidarietà, sport e cultura messi assieme. È nata nel 1975, era il periodo in cui si sensibilizzava la cittadinanza alle domeniche senza macchina, per cui c'era questa idea di ritorno proprio alla camminata all'aria aperta. Da lì ovviamente si è evoluta, ha avuto un successo strepitoso, quindi è diventato un appuntamento annuale per tutta Venezia e anche per tutto il Triveneto e oltre. E negli anni, ovviamente negli ultimi anni, ha assunto questo ruolo ancora più forte, un po' meno evento sportivo e un po' più evento di turismo sostenibile e di solidarietà. Il
governo ha sbloccato i fondi per i danni causati dal maltempo nell'ottobre scorso, l'annuncio è arrivato oggi a Padova, ora i cantieri possono partire. Il governo aveva già destinato al Veneto 1 miliardo di euro per i danni che il maltempo ha causato a fine ottobre 2018. Ora si tratta di ripristinare il territorio. 215 cantieri già attivati, altri 350 partiranno grazie allo sblocco dei fondi, annunciato dal capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli davanti agli addetti ai lavori, università, vigili del fuoco e protezione civile regionale all'Orto Botanico di Padova. Il governo ha chiesto l'elenco delle opere, cioè come il Veneto intende spendere questi soldi, e il governatore Luca Zaia ha presentato il piano una settimana fa. In giro di pochi giorni il Dipartimento oggi ha annunciato, a voce del capo Dipartimento Borrelli, che ha approvato il piano del commissario Zaia, quindi da questo momento possiamo attivare tutti i 350 nuovi cantieri che abbiamo intenzione di far partire prima dell'estate. Veneto come esempio da esportare in Italia e in Europa: prevenzione, analisi dei rischi, protocolli per prendere le decisioni giuste in fretta, regione e università unite insomma dai risultati scientifici. Il capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha detto che il Veneto ha dimostrato di essere un'eccellenza, anzi è molto interessato per esempio dei modelli idraulici e meteo che noi abbiamo, che nessun'altra regione in Italia ha, e quindi vuole estenderlo anche alle altre regioni. Veneto regione leader del volontariato, solidarietà, ma anche per gli interventi delle istituzioni contro il rischio idrogeologico. Opere di prevenzione, abbiamo investito 866 milioni di euro in questi ultimi anni e si sono visti i risultati. Nel 2010 ci sono stati ben 32 punti in cui si sono rotti gli argini, questa volta invece non è successo. Infine un sistema di previsioni del tempo messo a punto da ARPAV e università, unico in Italia e in Europa, un modello per tutti. Ed ora ci spostiamo al Teatro Goldoni di Venezia, dove si è celebrata la festa del popolo veneto con studenti di scuole di tutta la regione. 73 scuole partecipanti da tutte le province del Veneto e anche dalla Croazia per un patrimonio immenso da studiare e tramandare. È l'8º concorso per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto, la festa del popolo veneto, che ha vissuto al Teatro Goldoni di Venezia la cerimonia di consegna dei 31 premi alle classi e scuole vincitrici che si sono esibite con emozione sul palco dello storico teatro veneziano. Noi pensiamo che una coscienza della propria identità, delle proprie radici comuni, dei valori comuni possa essere un elemento aggiuntivo anche per affrontare le sfide del futuro e per riuscire a vivere in un mondo globalizzato con maggiore consapevolezza. Parliamo di una storia millenaria, una storia di cui dobbiamo essere orgogliosi, e poterne parlare con i nostri ragazzi per noi rappresenta il modo migliore per trasmetterla a quelli che saranno i veneti del futuro. 73 i progetti presentati, sviluppati su 3 ambiti principali: la lingua veneta nel teatro, nella musica e nella poesia, il territorio regionale con il suo patrimonio storico, artistico ed enogastronomico, le leggende, i misteri e i personaggi che hanno saputo valorizzare e lasciare un segno nella storia veneta e veneziana. Quindi rappresentazioni teatrali, poesie, brevi brani, tutto quello che poteva essere legato più che altro a quella che era la storia e le tradizioni dei nostri nonni. C'è entusiasmo, c'è partecipazione, curiosità, perché molte cose non sono raccontate dalle scuole, e quindi è l'occasione anche per conoscere ciò che abbiamo alle nostre spalle, ciò che ha fatto del Veneto al tempo della Serenissima Repubblica la prima nazione globalizzata del mondo. Siamo al basket con una grande partita, l'Umana Reyer ha battuto Avellino consolidando il secondo posto. Altra grande prestazione di squadra per i ragazzi di coach De Raffaele, che hanno consolidato il secondo posto in classifica battendo Avellino 76-65. È una vittoria nata e costruita e consolidata da una difesa molto solida per 40 minuti. Credo che i giocatori siano stati molto bravi a limitare quelle che sono stati e che sono i punti più importanti di Avellino in questo momento, cioè Sykes e Green, soprattutto nei primi 2 quarti, mettendo un'impronta e controllando poi la partita, e credo che poi dalla difesa sia nato tutto il resto, ovvero tante giocate in ritmo, tante situazioni che richiedeva il nostro piano partita, ovvero quelli di attaccare tanto in area,
per trovare punti aperti, abbiamo prodotto molto. A prescindere dall'eccellente risultato, quello che dà maggiore soddisfazione al coach orogranata è l'identità della squadra. È un po' di partite che abbiamo questa identità difensiva e riusciamo ad avere continuità e anche stasera credo che sia stata la matrice più importante di questa vittoria. Naturale che ci sono state prestazioni importanti come quella di Mitchell, però direi che non è più fortunatamente una sorpresa la sua prestazione. Invece credo che l'atteggiamento che ha avuto Austin in campo sia stato un atteggiamento molto propositivo, con grande attitudine anche alla difesa, che non è certo la sua miglior dote, ma molto inserito nel gioco della squadra. Questo è il dato importante. Siamo arrivati quasi al termine, vi ricordo questa sera 20:10 si parlerà di legalità e mafia in Veneto, ospiti in studio Cinzia Bonan, segretario generale della CISL di Treviso e Belluno, Francesco Orù, segretario generale della Filca CISL Veneto. Subito dopo non perdetevi come ogni lunedì Ring. In studio Simone Scarabà, il Movimento 5 Stelle, Giacomo Nilandi, sostenitore Nave Mediterranea, Andrea Zanoni del PD e Alberto Villanova della Lega. E questa era l'ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per essere stati con noi e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà ancora il bel tempo ad essere protagonista sulle nostre regioni, l'alta pressione si mantiene dunque salda. Nel dettaglio possiamo vedere che sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 1 e 8 gradi, massime in lieve calo comprese tra 13 e 16 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà una splendida giornata all'insegna del sole e il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le province. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime in lieve diminuzione tra 14 e 15 gradi. Situazione pressoché identica sul Trentino Alto Adige, anche sulla nostra regione, infatti splenderà il sole, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime comprese tra 15 e 16 gradi. Bene, dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.